Siamo giunti alla quarta corsa dal Savio, ci sono due ritiri, quelli di Amira Jack e di Evan Smoller Plum, e quindi restano in 9, 1 My Love Zen, 2 Ragazzo dei Sogni, 3 Tarek, 4 Ultimatum Indal, 5 Special Fest, seconda linea 7 Alleluia LZ, 9 Vida Francis, 10 Tropical Spring, 11 Arcobaleno. Corsa incerta con Arcobaleno che comunque è leggermente favorito rispetto a Ultimatum Indal, Special Fest e Tarek. Vediamo le fasi di lancio dell'autostart con l'errore di My Love Zen e si lancia subito in avanti Ultimatum Indal nei confronti di Special Fest che ripiega Tarek nella sua scia. Tanto numero 10 Tropical Spring di galoppo, mentre Arcobaleno non perde tempo, si lancia su Ultimatum Indal e attacca con estrema decisione dopo 300 metri di gara. Arcobaleno insiste ma replica Ultimatum Indal e i due spendono un parziale davvero violentissimo in 14. Ultimatum Indal ha respinto Arcobaleno che non può accodarsi in questo momento perché c'è Special Fest che serra sotto, gli altri nettamente più discosti. Ce ne va comunque un primo segmento di gara in 43,5 davanti alle tribune, in vantaggio dunque Ultimatum Indal, Special Fest spettatore interessato, mentre all'esterno fin dalle prime battute rimane Arcobaleno. Al largo c'è anche Alleluia LZ che cerca di progredire, supera in breve Ragazzo dei Sogni. Passaggio in 58,2 agli 800, andatura sostenutissima, deve ripiegare in terza posizione Arcobaleno con Ultimatum Indal che completa 1 chilometro in 1:13,3. Seconda posizione per Special Fest, cala invece Arcobaleno e così cercano di farsi luce anche Alleluia LZ e Vida Francis. Ultimatum Indal comunque è in vantaggio netto sulla curva conclusiva, inseguito dal solo Special Fest. Questi due hanno netto margine di vantaggio sui rivali. Completamento della curva finale, ingresso in addirittura d'arrivo con Ultimatum Indal in vantaggio, Special Fest in seconda posizione. Non c'è più nulla da dire per la corsa, vince nettamente Ultimatum Indal. Il secondo posto è per Special Fest, al terzo chiude Vida Francis. Il successo quindi per Andrea Venezia con Ultimatum Indal che in percorso di testa davvero molto convinto ha respinto un Arcobaleno deciso nei primi 800 metri di gara, ne è scaturito infatti un mezzo miglio veramente molto violento e alla fine Ultimatum Indal e Andrea Venezia hanno avuto ragione perché sono transitati nettamente primi sul traguardo. Al secondo posto un positivo Special Fest che ha preceduto Vida Francis. È tutto per questa quarta corsa dal Savio, linea alla regia.